Libero? Libero. Pulito? Pulito. Pulito? Sì. 12 cartoni. Va benissimo, 12 cartoni. Che stai facendo? Che stai Pulito? Pronto? Così abbastanza. Vabbè, arrivederci. Così, potete entrare. Posso? Venite. Buongiorno. Mettetevi qua. Insomma, no? che sta succedendo tutte e tre? Che state combinando qua dentro? Lo sposino è minacciato. Mamma mia, Libero. il deposito? Un bagno. Certo che è libero. Vengo subito. Che sta minacciando? Parlate, sposino. Niente, stavo su Facebook. Perché chi non tiene niente da fare? È disoccupato, è casalingo. Sono disoccupato, sì. Ma non lo potessimo trovare un posticella, questo povero Cristo. Mi posso interessare, se volete mi posso interessare per Se no andate retta, andate che a lui non piace, non fa niente, andate retta. Vabbè, tu ometti e tu Olivo, mese 31. Vabbè, comunque praticamente stavo su Facebook. Ho messo un mi piace sul link dell'amica mia. Avete capito? L'ha fatta chi sta? È normale, pure mette mi piace sotto i link delle Ah, pure amiche. voi mettete un link sotto l'amica vostra. Sì, ma questo mi piace ha provocato l'ira del fidanzato. Tanto è vero che mi ha pubblicato subito chi sei, come ti chiami e che vai trovando la pagina di un amico. Che addirittura mi ha detto stai più mesastrato. Finisce malamente. Ecco perché siamo intervenuti io e Giorgio. Avete capito? Per scortarlo. Tanto puoi scortare proprio nel mio negozio. E le tu porto. non Tanto so, posso nel mio si negozio. capisce. Pulito, sì. Ok, tu, Giorgio, andiamo a fare la spesa allo sposino. Sì. Voi non vi muovete di qua, eh? No, faccio compagnia al direttore. Ah, bravo, fate compagnia al direttore, perché il direttore quando sta solo combina solo qua. Te pare. Ma Andiamo. come posso sdebitarmi? Ma no, ma che sdebitarmi? Non ti Che preoccupare. siete? Vabbè, ci invitate a cena stasera, sì. Ma no, ora ma come sta Non è piacere. Se no, allora posso organizzare? Posso organizzare? Allora siamo io e mia moglie. pare. Giorgio ci sei? Sì. Giorgio ci sta. Direttore, voi ci state? certo. Direttore e Concetta. Poi lo sposino e la moglie, e siamo 7 persone. Si capisce. Vabbè, ma non mi pare che ci stiamo approfittando un poco troppo. Ma no, signore, voi portate il vino e il dolce. Io porto la pancia. Vabbè, tu che porti? Giusto così. Io porto a mia moglie. Andiamo a fare la Andiamo. spesa. Non vi muovete. Non vi muovete. Andiamo. Non vi muovete. Allora stasera siamo a casa vostra. Intanto vi posso offrire un caffè? Ma grazie mille, volentieri.